Buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento, il mio nome è Mara Tognon e sono la referente per l'Ufficio Progetti Europei Internazionali e Imprese Culturali e Creative della Direzione Beni e Attività Culturali e Sport. Da agenda non sarei dovuta essere io oggi qui, ma la dottoressa Bressani che si scusa con tutti i partecipanti, ma purtroppo ieri ha ricevuto una chiamata urgente dall'assessorato e quindi non può essere qui con noi questa mattina, però ci teneva comunque a portare i suoi saluti. Farò io il suo discorso introduttivo che vuole un po' contestualizzare perché siamo qui oggi e in che contesto. Siamo qui a questo webinar tematico che ha come per oggetto l'identificazione del patrimonio intangibile, perché come ha anticipato un po' il collega nelle parole di introduzione tecnica, questo evento è organizzato nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Incremental, ovviamente Incremental è un acronimo e sta per Intangible Cultural Heritage and Local Development Communities, Safeguarding and Resilience. È un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma Interreg Europe 2021-2027 e questo è un programma che ha lo scopo di supportare le amministrazioni pubbliche europee nella definizione e nel miglioramento delle proprie politiche pubbliche. Il progetto è nel suo primo anno di attività, alcuni di voi erano presenti all'evento di lancio che si è tenuto lo scorso autunno a Venezia e il progetto ha lo scopo di promuovere un approccio, diciamo in qualche modo più globale, ai beni culturali con particolare riferimento ovviamente al patrimonio culturale immateriale. E questo si vuol fare per appunto favorire il miglioramento delle strategie e delle politiche innovative basate sull'identificazione, la protezione e la valorizzazione e verificare anche il loro impatto sugli altri settori economici e sociali della nostra società. La Regione del Veneto opera in questo progetto come capofila coordinatore, ma il progetto coinvolge 7 paesi differenti e anche livelli di governo molto differenti. Infatti abbiamo governi nazionali, regionali e urbani. A livello nazionale abbiamo il Ministero del Turismo della Romania, a livello scusate, regionale, oltre alla regione del Veneto, partecipano con noi al progetto la regione del Nordland in Norvegia e la regione del Peloponneso in Grecia e abbiamo 2 municipalità, la municipalità estesa, l'area metropolitana di Amiens in Francia e un'area molto più ridotta che è quella di Girocastro in Albania. Quindi grazie al progetto possiamo non solo mettere a confronto realtà nazionali diverse, ma anche come diversi sistemi di governo locale possano affrontare una tematica che comunque è condivisa. L'incontro di oggi vuole lavorare sulle modalità e gli strumenti per l'identificazione del patrimonio che sono presenti in Italia, sia a livello nazionale che a livello subnazionale, quindi avremo dei casi diversi, e condividere alcuni di questi strumenti con l'audience. Questo fa parte di la prima fase di progetto che mira all'identificazione e alla mappatura. Ovviamente come progetto europeo non siamo in grado di fare un'analisi scientifica di un certo valore, ma lo scopo è quello di fornire una fotografia di qui e ora e di un campione di rappresentanti dei vari territori coinvolti. Oggi verranno presentati 2 casi a livello nazionale, un caso subregionale e un caso regionale. Nella fattispecie avremo la presentazione del geoportale della cultura alimentare. Questo intervento sarà a cura del dottor Leandro Ventura, direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, e la presentazione del censimento del patrimonio immateriale lanciato a livello nazionale dall'UMPLI e che ci verrà presentata da Rino Furlan, presidente dell'UMPLI Veneto. Poi abbiamo un caso macro regionale che è legato, il cui titolo è Intangible Search ed è legato all'inventario del patrimonio immateriale ovviamente, ma nelle aree alpine. Questo intervento è a cura di Agostina Lavagnino, che è la responsabile dell'archivio di etnografia e di storia sociale della regione Lombardia. Quindi è un caso
che ricopre un territorio un po' più ampio, e poi avremo la presentazione di un caso regionale da parte del nostro collega Giulio Bodon, che è referente e responsabile per l'Ufficio Patrimonio Mondiale, Beni Culturali e Paesaggio, che ci introdurrà al registro del patrimonio immateriale del Veneto. Il registro del patrimonio immateriale del Veneto è per noi, a livello di progetto incremental, anche il policy instrument su cui la Regione del Veneto intende lavorare per renderlo uno strumento sempre più efficace per la mappatura e l'identificazione di tutte quelle realtà che possono essere legate al patrimonio immateriale del nostro territorio. Questa è la presentazione del progetto. Seguirà, vi metterò nella chat anche il link al sito ufficiale del progetto, in modo tale che se voleste approfondire potrete approfondire, e rimaniamo ovviamente come progetto incrementale Direzione Cultura a disposizione se foste interessati a conoscere meglio il progetto. Quindi allora diamo la parola a Rino Furlan, presidente di Umpli Veneto, per presentare il loro caso. Grazie a te Mara. Allora vorrei prima fare un passaggio di quello che Umpli Nazionale ha avuto come incarico da parte del Ministero del Turismo per quanto riguarda il censimento del patrimonio immateriale. Noi siamo organizzati come Umpli Nazionale con un sistema piramidale che ha Umpli Nazionale, poi collegato ai comitati regionali, ai comitati provinciali, dove ci sono i consorzi, e oltre ai consorzi poi arriviamo alle Proloco. È un impegno, un incarico che ci siamo presi e dove andremo ad operare, cioè abbiamo già iniziato ad operare ancora nel 2025, ma che stiamo implementando anche nel 2026, e quindi diamo continuità a questo. Quindi va detto grazie anche per l'impegno che Umpli Nazionale ci sta mettendo per portarci a conservare e a trasmettere alle generazioni future tutto quello che riusciamo a recuperare a livello memorico, a livello di raccolta dati e informazioni. Mi calo nella realtà di Umpli Veneto, dove dico il ruolo di Umpli Veneto nella valorizzazione del patrimonio immateriale. Umpli Veneto è APS ed è logicamente iscritto al RUNTS, un comitato regionale delle Proloco del Veneto, e come introduzione e contesto posso dire che il Veneto possiede un patrimonio culturale straordinario che non si limita a monumenti, a luoghi artistici, ma comprende anche tradizioni, feste popolari, saperi artigianali, dialetti, enogastronomia, riti religiosi e civili. Apro una parentesi, la chiudo subito. Io sono amministratore. Nel 2016, quando sono arrivato a Roma, il nostro intento, il nostro intervento è stato quello di voler conservare, di voler trasmettere tutte quelle che sono le feste popolari, le tradizioni, le sagre, per cui sono anche amministratore di sagre. Abbiamo aggiunto anche eventi, sagre ed eventi che ci sono nel territorio nazionale. Dico che le Proloco del Veneto, ma tutte a livello nazionale, svolgono un ruolo fondamentale nella tutela e promozione del patrimonio immateriale. Sono associazioni di volontariato radicate nelle comunità locali, nate proprio per valorizzare il territorio. E tenete presente che in Veneto abbiamo 50.000, solo come Proloco, 50.000 volontari, e sono volontari che non percepiscono un euro di quello che viene fatto. Quindi la dedizione, l'impegno, il tempo che mettono a disposizione è tempo che tolgono a se stessi e alle famiglie per dedicarlo a quella che può essere la socialità, ma in questo caso a quello che è la raccolta per quanto riguarda il patrimonio immateriale. Le Proloco svolgono un ruolo chiave perché custodiscono e tramandano tradizioni, feste, usanze locali, organizzano eventi culturali, rievocazioni e manifestazioni e sagre. Coinvolgono cittadini e giovani nella partecipazione attiva della vita comunitaria, collaborano con enti pubblici per il matrimonio, per la promozione turistica e sostenibile. Le Proloco sono custodi viventi del patrimonio materiale e immateriale del Veneto. L'Umpli Veneto, dicevo prima, è APS, è un'associazione di promozione sociale, Unione Nazionale Proloco d'Italia, di cui fanno parte il Comitato Regionale Umpli Veneto, è una sezione territoriale dell'Umpli Nazionale. Per garantire una presenza capillare del territorio, Umpli Veneto è una struttura su più livelli. Comitati provinciali, citavo prima,
comitati provinciali UNPLI che coordinano le attività locali, offrono supporto e formazione alle singole Proloco. Consorzi di Proloco che non ci sono come realtà in tutte le regioni d'Italia, però il Veneto ha anche i consorzi che unisce più Proloco di un'area geografica omogenea per promuovere progetti comuni e condividere risorse. E abbiamo per ultime le Proloco, che poi logicamente convergono in quei 50.000 volontari che vi citavo prima. In pratica questo sistema permette di collegare le piccole realtà locali con il livello regionale e nazionale, creando una rete efficace e rappresentativa. Lo stiamo vedendo con la nuova fiscalità, bussano alla nostra porta perché siamo, credo, la più grande rete associativa che c'è, che nel 2017, quando hanno messo in atto e hanno fatto partire il RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore, UNPLI e UNPLI Veneto logicamente si sono impegnati per lavorare e per fare entrare tutte le Proloco che erano già APS, per farle entrare nel RUNTS, nel Registro Unico del Terzo Settore. Abbiamo una realtà associativa nel Veneto di 578 Proloco, ma che stanno crescendo come numero di Proloco. Abbiamo con 42 consorzi che sono attivi nel territorio e che poi si riconducono ai 7 comitati provinciali per arrivare poi a essere integrati nell'UNPLI Veneto. Cos'è che facciamo? Valorizziamo, sosteniamo e connettiamo. Le sue principali funzioni sono tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale, salvaguardia di tradizioni, feste popolari, mestieri, dialetti e memorie orali, una promozione turistica e culturale del territorio, sostegno a progetti di turismo sostenibile, di promozione locale, organizzazioni di eventi come Veneto Spettacoli di Mistero. Apro una parentesi e la chiudo, cioè nel senso che noi siamo un po' il braccio operativo della Regione Veneto, perché insieme alla Regione Veneto da tanti anni stiamo portando avanti dei progetti che si sviluppano in varie realtà operative nel territorio. Facciamo supporto e formazione delle Proloco, offriamo corsi, strumenti gestionali e consulenza per le associazioni, coordinamento delle attività e promozione delle buone pratiche. Siamo una rete e rappresentanza di dialogo con istituzioni regionali, enti turistici e culturali. Partecipazione ai tavoli di lavoro per la valorizzazione del territorio veneto. Attività di valorizzazione del patrimonio immateriale, citavo prima, abbiamo dei progetti tipo Spettacoli di Mistero, che è un festival dei luoghi e delle leggende del Veneto, una rassegna dedicata ai racconti, miti, misteri del territorio veneto. Un progetto che unisce teatro, narrazione, valorizzazione turistica dei borghi. L'attività di valorizzazione, scusate un attimo, l'attività di valorizzazione del patrimonio immateriale, abbiamo con Identità Veneta, abbiamo un bando scuole tutela del patrimonio del Veneto, è un'iniziativa realizzata con supporto della Regione Veneto rivolta a istituti scolastici del Veneto e dell'Istria per sensibilizzare i giovani alla conoscenza, alla salvaguardia, promozione delle tradizioni locali, e titolato Festa del Popolo Veneto. Abbiamo il censimento del patrimonio culturale immateriale trasmesso, come dicevo prima, dal nazionale, che ha coinvolto appunto tutte le regioni e tutte le Proloco. Abbiamo 6.500 Proloco in Italia che sono coinvolte in questo censimento. È un progetto promosso dall'UNPLI nazionale in collaborazione con l'ANCI e il supporto scientifico dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale ICP e finanziato dal Ministero della Cultura, volto al censimento del patrimonio culturale immateriale italiano. Attraverso un'innovativa web application è in fase di realizzazione la mappatura al fine di riscoprire e valorizzare patrimoni culturali e l'abbiamo titolato con radiciculturali.it. È un censimento importante che servirà, come dicevo nel mio discorso introduttivo, a trasmettere tutto questo alle generazioni future. Il censimento del patrimonio
culturale immateriale ha l'obiettivo principale del progetto pluriennale che l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, con il supporto della Fondazione Pro Loco Italia ETS, in collaborazione con l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale ICPI e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI, con la supervisione del Ministero della Cultura, è duplice. Procedere a un censimento quando più diffuso di tutte le espressioni patrimoniali di interesse, valorizzare i materiali raccolti rendendone più agevole la consultazione anche attraverso l'interconnessione con altri archivi nazionali e regionali. Il censimento del patrimonio culturale immateriale tramite radici culturali il portale è costituito da risorse aperte, schede redatte da utenti e potranno sempre modificarle e ampliarle. Le risorse culturali immateriali sono sottoposte a visione, verifica prima della loro pubblicazione, lo facciamo tramite l'UNCLI nazionale, rintracciare i legami del patrimonio e territorio, beni materiali che esprimono la società di quel luogo e in quel periodo storico. E io adesso cederei la parola alla nostra impiegata di UNPLI Veneto, Erika Follador, per darvi dei dati che abbiamo già a disposizione di quello che è stato fatto finora e a cosa si riferiscono. Quindi Erika, se puoi dare continuità a diciamo, questa mia prima introduzione per quanto riguarda il patrimonio immateriale, credo che sia opportuno lo faccia tu che hai tutti i dati di riferimento. Io mi fermo qua e dico grazie per il lavoro che stiamo facendo, per quello che diciamo il Ministero del Turismo ci ha messo a disposizione e ci ha incaricato, quindi diciamo che il Ministero che poteva farlo da sé, che poteva organizzarlo da sé, poi alla fine ha calato nella realtà associativa questo impegno, questa raccolta, e dico prima, devo dire grazie a tutto il volontariato che opera gratuitamente nel nostro territorio nazionale, in questo caso nel nostro territorio veneto. Grazie e dico a Erika se può procedere. Sì, allora buongiorno a tutti. Io pongo l'accento su questo progetto che l'UNPLI appunto sta portando avanti, facendo, diciamo così, vedere come è strutturato. Allora, questo progetto, che si trasforma anche appunto in una web app che è comunque disponibile, ha diviso diciamo il patrimonio in 9 categorie tematiche, che sono queste elencate, ovvero rievocazione storiche e eventi, paesaggio culturale, saperi, pratiche e credenze, musica, arti e lo spettacolo, tradizioni, espressioni orali, consuetudini sociali, eventi rituali festivi, saperi e tecniche tradizionali, alimentazione tradizionale e attività ludiche. Ovviamente all'interno di queste categorie ci sono altre sottocategorie che non sto qui a elencare perché sono 43. Comunque queste sono le categorie tematiche che si possono trovare all'interno del nostro portale Radici Culturali. Ovviamente l'UNPLI ha prima di tutto coinvolto i comitati regionali nel diciamo così diffondere soprattutto insomma, i regionali e provinciali, di diffondere questo progetto e far sì di inserire più schede possibili, che poi vedremo come verranno validate. L'altra parte che riguarda sempre il sito è, oltre abbiamo anche queste reti tematiche, che sono delle reti che l'UNPLI da qualche anno porta avanti. Le porta avanti con degli eventi, delle promozioni, e sono entrate anche queste nel progetto Radici Culturali, che sono le infiorate. 125 vuol dire che attualmente nel nostro portale ci sono 125 eventi che riguardano le infiorate, i carnevali soprattutto della tradizione, che diciamo così hanno il loro momento clou a Venezia durante il carnevale, appunto, le lingue locali. Qui sulle lingue locali c'è un discorso un po' impegnativo, perché stiamo parlando ovviamente di dialettali. È chiaro che le forme dialettali
anche da un paese all'altro comunque cambiano. E comunque ad oggi queste sono le lingue che sono state, gli idiomi che sono stati appunto inseriti. Poi i cortei storici, che sono 134, il progetto Sagre di Qualità che accennava prima il Presidente, che attualmente vi sono, diciamo, a livello italiano 154 sagre di qualità che si possono avere, diciamo, questo pregio, perché rispettano alcuni requisiti che sono stati definiti ovviamente da un regolamento. Poi le attività che riguardano i santi patroni, attualmente ne sono censiti 934, questo credo che sia un dato molto basso rispetto a quello che il nostro territorio a livello italiano ovviamente può offrire. E poi una parte musei, ma musei intesi su piccoli musei, ecomusei, quindi quelle realtà, diciamo, che non hanno, diciamo, più a livello comunale, non ovviamente i grandi musei statali, perché tutto il nostro territorio può fregiarsi di piccole realtà museali che magari spesso non sono valorizzate, quindi sono state inserite in questa rete tematiche di UMPLI. Questi sono i dati che più o meno sono stati definiti per ogni regione. Ovviamente chi può contribuire su questo portale può essere sia una persona fisica, ovviamente, noi ovviamente l'abbiamo aperto alle pro-loco, ai volontari del servizio civile, a chiunque voglia, diciamo così, abbia diciamo uno di queste attività da inserire. E quindi sono circa 20.000 divisi ovviamente per le varie regioni. Come funziona poi il sistema? Ovviamente la convalida delle schede che vengono inserite in questo portale ha un sistema di verifica che viene articolato in 3 livelli. Una prima fase, che è la fase iniziale, l'UMPLI nazionale controlla i contenuti inseriti, verificando anche la correttezza e soprattutto la duplicazione, perché ci siamo accorti in questi mesi di progetto che ci sono degli elementi inseriti che comunque sono duplici, sono inseriti da più soggetti, perché ovviamente magari prima non si è fatta una verifica, quindi l'UMPLI nazionale fa prima questa schermatura. Tutte ovviamente quello che viene inserito in questo portale rimane, diciamo così, in back-end finché l'UMPLI non dà una prima valutazione. La seconda fase è che le schede approvate da UMPLI vengono sottoposte alla supervisione di un antropologo incaricato da ANCI, che è partner di progetto, che ne valuta la qualità e la coerenza. E questa è la seconda fase che pian piano stiamo portando avanti. L'ultima fase è che l'intero lavoro viene esaminato da un team di esperti che effettua la verifica conclusiva, garantendo che quello che poi si vedrà a livello di portale abbia un valore corretto nei contenuti che poi porta in essere. Quindi questa è un po' come funziona il nostro portale Radici Culturale. È chiaro che è un portale che è partito sì dal basso, cioè dalle Proloco, dai volontari che fanno parte delle Proloco, dei volontari del servizio civile, quindi abbiamo questa massa diciamo, di dati che stanno arrivando e che pian piano verranno in queste modalità declinate e rese comunque con contenuti coerenti e affidabili. Ecco, questa è come funziona il nostro portale. Ecco. Quindi in pratica con questi progetti, è quello che un po' ha raccontato il Presidente, mi scuso solo all'inizio che il Presidente è partito e io non ho condiviso le slide perché non ci eravamo forse capiti bene. Il nostro impegno quindi su questo progetto, in realtà su tutti i progetti che portiamo avanti, è che le Proloco
anche se spesso non ne abbiamo di questa idea, siamo dei custodi viventi del patrimonio sia materiale ma anche immateriale del Veneto. Ovviamente la forza sono le nostre associate e con questo progetto, soprattutto Radici Culturali, vogliamo ovviamente valorizzare il passato attraverso uno strumento moderno che è un censimento ovviamente digitale e sia l'Umpli Veneto sia l'Umpli Nazionale ovviamente è a disposizione per approfondire anche questo tipo di attività che noi stiamo portando avanti da un anno, insomma. Ecco. Grazie mille, ringrazio sia il Presidente che la dottoressa Forador per il loro intervento. Ci hanno dato un sacco già di spunti su cui riflettere ed è interessante come hanno evidenziato il ruolo dell'Umpli come proprio dal basso, come livello più basso sia quello che è effettivamente il detentore di gran parte del patrimonio, sia immateriale, oggetto dell'incontro odierno, ma anche di quello materiale e quindi tutto l'aspetto del coinvolgimento della società civile che viene trattato per l'appunto anche dal nostro progetto. E anche il concetto di rete, Umpli stessa è una rete, ma è in rete con il resto del territorio in vari modi e con varie forme. Passeremo adesso al secondo intervento, do il benvenuto al dottor Ventura. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Che è il dottor Ventura dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale che ci presenterà un altro caso molto interessante per le attività di identificazione del patrimonio legato a un settore specifico che è quello della cultura alimentare, quindi ci presenterà il geoportale il geoportale della cultura alimentare attivato e implementato da parte dell'istituto. Condivide lei le slide, corretto? Sì, ce le ho io. Grazie. Un attimo se ci riesco. Eccoci, allora. Chiedo scusa se interrompo prima ancora che inizi, mi raccomando chiedo a tutti di chiudere i microfoni, vi ringrazio. Dunque, allora, sì, dunque, allora, vediamo un po' se riesco a farlo partire. Ecco. Dunque, il geoportale della cultura alimentare è un portale web che l'Istituto ha avviato nel 2015 quando in coincidenza con Expo Milano, il cui tema era appunto nutrire il pianeta energia per la vita e quindi, scusate, qui sì, ecco. Diciamo, nutrire il pianeta energia per la vita e quindi appunto l'idea era quella di diciamo, contribuire come Ministero allora dei Beni Culturali e del Turismo a questa tematica, creando un portale web che rendesse interoperabili i materiali già presenti, digitalizzati e già presenti in archivi informatizzati. Quindi e tutti i dati sarebbero stati georeferenziati perché appunto avendo il Ministero anche competenza sul turismo, l'idea era quella di supportare, diciamo facilitare gli utenti alla creazione anche di percorsi turistici individuali. E quasi subito però appunto, è emersa la necessità di raccontare in maniera diversa il patrimonio gastronomico, perché appunto poi le schede di archivio già esistenti erano spesso schede magari di musei, di raccolte, di ecomusei, insomma, quindi diciamo schede poi tutto sommato molto professionali e poco comunicative, quindi si è pensato di avviare un progetto diverso di comunicazione, di narrazione del patrimonio culturale alimentare in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e quindi con Slow Food e in questo modo abbiamo appunto avviato delle modalità nuove di racconto attraverso dei video.
attraverso dei video che appunto raccontano, poi ne vedremo qualcuno, con i quali appunto si racconta un prodotto, un piatto tipico, un elemento del patrimonio enogastronomico italiano. Tra il 2015 e il 2022 quindi il portale si è ampliato, sono state mappate in maniera abbastanza capillare 2 regioni, il Piemonte e il Friuli, in collaborazione per il Piemonte con l'Università di Scienze Gastronomiche e per il Friuli con l'ente regionale Patrimonio Culturale. E, dopodiché nel 2022 abbiamo avuto un finanziamento PON per un progetto di mappatura capillare del patrimonio enogastronomico della Basilicata, e questo ci ha consentito anche di rinnovare il portale che insomma dopo 7 anni dava segni di come dire, anzianità, diciamo così. E quindi è stato riprogettato graficamente, è stata attivata una modalità di comunicazione più immediata, perché è stata anche facilitata la consultazione, perché appunto sono state create delle aree tematiche che prima non c'erano. Prima si poteva solo fare una ricerca o di carattere geografico sulla mappa o per temi, per diciamo parole chiave. Invece adesso si può fare una ricerca anche per ambiti tematici, e poi siamo anche andati sui social per promuovere anche le nostre attività collaterali. Praticamente quello che noi cerchiamo di fare, appunto raccontando il patrimonio enogastronomico, e poi tra l'altro appunto noi abbiamo avuto una stretta collaborazione con UNPRI per quanto riguarda l'attivazione di radici culturali, che è chiaramente un ampliamento di questo settore molto specifico a tutto l'ambito del patrimonio immateriale, quindi è un portale di grande interesse che va comunque migliorato e implementato, che è in crescita ovviamente, dicevo. Appunto, per quanto riguarda il geoportale invece noi abbiamo pensato che raccontare il patrimonio enogastronomico avesse una funzione fondamentale proprio per raccontare un territorio, perché noi quello che cerchiamo di fare è proprio sottolineare i legami stretti che ci sono con il territorio di quel piatto, di quel prodotto tipico, e in questo modo la georeferenziazione è stata mantenuta, anche se il Ministero non ha più competenze sul turismo, è stata mantenuta anche proprio per cercare di attivare delle forme di valorizzazione territoriali, soprattutto nelle aree interne, attraverso magari uno sviluppo turistico, in maniera tale appunto che questo supporto possa essere utile anche per l'intera regione. E noi questo lo abbiamo anche verificato in Basilicata, perché al termine del lavoro di implementazione dati appunto su Regione Basilicata abbiamo ottenuto un report molto interessante che ha dimostrato come la presenza di aziende o la presenza di luoghi, di piccoli borghi sul geoportale abbia poi determinato un incremento dei visitatori o dei clienti per le aziende produttrici e così via. Quindi insomma è stato abbastanza utile da questo punto di vista. Appunto, quando noi quindi cerchiamo di raccontare il patrimonio immateriale nell'ambito enogastronomico, appunto come dicevo, noi cerchiamo di raccontare sia la capacità produttiva, quindi i saperi che vengono tramandati di generazione in generazione, il territorio, quindi gli elementi identitari di quel luogo, di quegli spazi geografici, ma anche gli elementi di riconoscibilità culturale e sociale, appunto, che si lega al patrimonio enogastronomico e che in qualche modo determina anche un supporto per lo sviluppo di un turismo di qualità, un turismo lento, insomma come lo si vuole definire. Diciamo appunto nel geoportale, il nuovo geoportale, c'è un sistema di ricerca più libero, più come dire, meno vincolato di quello che c'era nel portale precedente il 2022, e questo sistema appunto cerca di mettere a disposizione in maniera interoperativa
tutti i dati che sono presenti. Quindi insomma è diciamo, si può sperimentare, ma insomma, è un sistema abbastanza funzionale. Dunque, in questo momento noi abbiamo nel geoportale 12 database interoperabili, oltre ovviamente ai materiali di nostra produzione, più di 15.000 records, 8.500 documenti multimediali, quindi foto, video o file sonori, 10.000 dati georeferenziati e poi appunto i video di narrazione digitale che noi chiamiamo micronarrazioni. Nelle micronarrazioni, che sono appunto poi la base del sistema di racconto, di narrazione del patrimonio enogastronomico, un testimone informato in circa 3 minuti racconta un piatto o un prodotto. E questo testimone informato viene accompagnato in altri 2 riquadri, viene accompagnato appunto da immagini, video o fotografiche contemporanei o storici che commentano quello che appunto il testimone sta raccontando. In questo modo si racconta la gastronomia, quindi il piatto tipico, diciamo, no? L'elemento gastronomico tipico, il territorio, la comunità di riferimento o il prodotto tipico. Ecco, questo è un esempio di micronarrazione. Qui abbiamo il presidente Gianni Pistrini, che è presidente dell'Associazione Museo del Caffè di Trieste, che racconta l'importanza del caffè a Trieste. E il video appunto dura 3 minuti e 48, come vedete dall'immagine, e appunto in questo video Pistrini non solo ci parla del motivo, ci racconta il motivo per cui a Trieste arriva il caffè, perché Trieste è storicamente un porto franco, ma ci racconta anche in maniera sintetica la vicenda dei caffè triestini, quindi di questi locali straordinari che hanno avuto un'importanza fondamentale nella storia letteraria ma anche politica della città di Trieste. Quindi insomma è un racconto che è, come dire, molto informativo, molto divulgativo, ma un racconto divulgativo ad alto livello. Questo invece è un video di micronarrazione in cui si racconta il peperone di Senise, siamo in Basilicata, e si descrive appunto, Giuseppe Arleo, che è un agricoltore, un produttore di peperoni, racconta appunto la produzione e la lavorazione del peperone di Senise nell'area del Parco Nazionale del Pollino, diciamo definendo in maniera molto dettagliata quelli che sono i legami con il territorio del Parco Nazionale. Oppure ancora la comunità di riferimento. Qui siamo in Friuli, e qui c'è appunto un fornaio di Buia, Domenico Calligaro di Buia, che racconta la storia del pan di Sorchi, che è appunto un tipico pane friulano. E un'altra cosa interessante è che questo è un video di micronarrazione che è stato realizzato in collaborazione con l'Ecomuseo del territorio, e appunto gli Ecomusei sono un altro punto di riferimento importante per il nostro lavoro di raccolta di materiali, ma se ci fate caso vedete qui sotto c'è una sottotitolatura perché il fornaio parla in friulano. Il friulano è una lingua tutelata dalla legge, una minoranza linguistica storica tutelata dalla legge 482 del 99, e quindi quando abbiamo in Friuli, così come, che ne so, per esempio in Basilicata con le comunità a Brescia, abbiamo invitato i testimoni a parlare nella loro lingua e il video è sottotitolato in italiano. Infine, volevo farvi vedere, se riesco ad andare avanti, ecco, un altro video. Questo è il Massimo, questo magari ve lo faccio vedere se riusciamo. È il presidente del consorzio di tutela del culatello, Massimo Spigaroli, che appunto racconta la storia, descrive il prodotto, quindi il culatello, il suo rapporto col territorio, con la storia del territorio. In questo caso è diciamo un altro rapporto che abbiamo
piuttosto frequente è quello con i consorzi di tutela, oppure ancora in considerazione della nostra collaborazione con Slow Food abbiamo spesso delle collaborazioni con i presidi Slow Food, quindi insomma anche in questo senso cerchiamo di lavorare con il territorio. Io questo proverei, vediamo se riusciamo a vederlo. Sentite l'audio? Purtroppo non si sente l'audio. Allora un attimo, devo uscire dalla condivisione, devo attivare l'audio, un attimo solo che ricominciamo. Allora, condividi anche l'audio. Ok, così dovrebbe andare. Riprendiamo. Speriamo che funzioni. Ma parliamo del culatello. Alla fine Lo sentite? questo prodotto è sempre stato un prodotto Sì, funziona. poco Funziona. accessibile a tutti. Pensate che i contadini dovevano darlo ai marchesi, i marchesi lo usavano come gran regalo, come gran souvenir del loro territorio. Un atto di coraggio fare un culatello, perché pensate che noi dobbiamo disfare e prendere le parti migliori della coscia del maiale. E quindi partiamo da quello che potrebbe diventare un prosciutto e lo sezioniamo e prendiamo solo la parte migliore e poi cominciamo a guardarlo, a massaggiarlo, a accarezzarlo, perché comunque cominceremo a dargli una massaggiata con il nostro vino Fortana e un po' di aglio, metteremo il nostro sale con appena un po' di pepe, qualche giorno che rimane che prende questo e poi così è messo in un involucro importante che è la vescica del maiale, che prima verrà rivoltata, svuotata, lavata in acqua e aceto, lasciato a macera eccetera e poi dopo legato come un ragno che tesse la sua rete, quindi questa cosa. Prenderà questa bella forma a pera e lì partirà poi una stagionatura importante, una prima asciugatura prima e poi dopo in un luogo un pochino più asciuttino, però non troppo perché sennò si incrosta di fuori e poi pian piano seguirà questa cosa. Alla fine, trascorsi 7-8 mesi, a pian terreno dove c'è l'aria un po' più asciutta, comunque abbastanza fresca, andrà in queste cantine importanti e lì comincerà la sublimazione. Mesi autunno-invernali arriva la nebbia, nascono queste muffe nobili che vanno sul prodotto e alla fine cominciano a dare questo profumo e questo sapore. Sarà nel mese di novembre circa, dopo che sono arrivate le nebbie, dopo che le vinacce di Fortana sono andate sul pavimento, che danno questa aroma alla cantina. Che verrà questa transumanza del culatello, che vuol dire che da carne diventa salume. E quindi noi già sui 12-13 mesi potremo avere un buon prodotto, ma poi possiamo andare avanti. Sarà il caldo dell'estate, queste cantine che d'estate salgono in temperatura, d'inverno calano, a dare questa... Purtroppo continua a bloccarsi. Sì, un po'... di fermentazione al prodotto, quindi di un anno abbiamo un prodotto fresco. Vabbè. Comunque immagino che abbiate capito come funziona, come è impostato il... Buono, morbido, profumato, secondo anno, quindi seconda. Allora io fermerei qui e tornerei... Ecco.
dicevo, penso appunto che sia abbastanza chiaro come è strutturato un video di micronarrazione, no? Quindi insomma questo è un esperto, un produttore esperto di culatello che racconta la produzione del culatello e la storia rispetto al territorio. Nelle immagini storiche che avete visto, probabilmente all'inizio avrete intravisto anche l'immagine di Giuseppe Verdi che abitava lì, sulla Villa di Verdi era lì a Busseto, a 2 passi dal luogo dal Sibello, dove è il luogo dove appunto nasce il culatello, e appunto verso la fine della sua trattazione Massimo Spigaroli cita la famiglia Verdi raccontando appunto le tradizioni della famiglia Verdi nella produzione del culatello. Insomma c'è tutta un'ampia modalità di racconto di un prodotto che, ripeto, è una forma di divulgazione di alto livello che però è sicuramente molto comunicativa per gli utenti. Abbiamo sviluppato altri modi di raccontare e qui chiudo, appunto abbiamo lavorato in collaborazione con l'Associazione Giochi Antichi all'area tematica del rapporto tra cibo e gioco. Gli amici veronesi hanno individuato alcuni casi sia in Basilicata ma anche in altri luoghi d'Italia in cui hanno raccontato in maniera un po' diversa con un video vero e proprio, una sorta di breve documentario, il rapporto tra cibo e gioco nei vari casi che hanno individuato. Abbiamo sviluppato anche una forma di cronofotografia in cui appunto una sequenza di immagini fotografiche viene commentata da un testo che descrive la modalità di produzione di un piatto tipico, e poi abbiamo anche lavorato sul rapporto tra cibo e musica, quindi insomma delle immagini che vengono raccontate attraverso delle immagini di produzione di piatti, di lavorazione, così via, che vengono raccontate e commentate da una base musicale originale. Ecco, quindi questo è praticamente il geoportale. Noi appunto abbiamo lavorato, come vi dicevo, a Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Basilicata, stiamo avviando dei rapporti di collaborazione con la Puglia, con le Marche, con la Toscana e anche con la Campania. Proprio ultimamente la settimana scorsa ho incontrato l'assessore regionale all'agricoltura di Regione Campania, che è molto interessata appunto ad avviare una collaborazione con noi per valorizzare alcuni prodotti tipici campani e quindi questo è un po' quello che noi facciamo e che possiamo fare anche per il Veneto, perché no? Grazie. Grazie mille anche al dottor Ventura per il suo intervento. Anche qui secondo me sono uscite già delle tematiche che vanno ad integrarsi con la presentazione di Umpli. E da un punto di vista, io che mi occupo anche di industria culturale e creativa, quello dell'aspetto di valorizzazione che il patrimonio anche intangibile ha per la sfera economica, e da qui tutto anche il filone della narrazione di questo patrimonio che deve essere in qualche modo accompagnato e raccontato in modo tale che si valorizzino tutti i suoi elementi, perché a volte è anche difficile spiegare qualcosa che non si vede, però con tutti gli strumenti di storytelling di cui disponiamo e su cui si continua tanto a lavorare, mi sembra che i nuovi approcci stiano favorendo questa introduzione e presentazione anche del patrimonio immateriale. Quindi grazie del suo intervento. Passerei ora alla dottoressa Agostina Lavagnino per passare dal livello nazionale che abbiamo visto ora a quello, diciamo, sovraterritoriale e sovraregionale, ovvero delle regioni dello spazio alpino, per la presentazione dell'inventario del patrimonio immateriale realizzato dalla Regione Lombardia. Grazie, provo a condividere lo schermo. Buongiorno a tutti. Allora, vediamo prima di tutto se riesco. Lo vedete? Si sta condividendo, sì. Eccolo, perfetto. Ok, non vedo più voi, ma vedo le slide, quindi procedo nella presentazione. Rapidamente mi presento, io sono responsabile della posizione organizzativa che all'interno della direzione cultura
patrimonio culturale e la struttura si occupa appunto della posizione organizzativa patrimonio immateriale, archivio di etnografia e storia sociale ed ecomusei, 3 ambiti strettamente collegati tra loro. Parto dalla nascita dell'archivio di etnografia e storia sociale perché questo ci consentirà di capire l'esperienza di Regione e in particolare del mio ufficio sul tema del patrimonio culturale immateriale. L'archivio nasce come ufficio cultura del mondo popolare all'interno della neonata Regione Lombardia negli anni 70, grazie al lavoro di un importante etnomusicologo lombardo, Roberto Leidi, che ha una grossa intuizione, una grossa visione, direi, legata al patrimonio culturale immateriale, come oggi lo chiamiamo, iniziando a tappeto una serie di ricerche sul territorio di Regione Lombardia che porteranno poi negli anni alla costituzione dell'archivio di etnografia e storia sociale, che inizia già negli anni 90 a digitalizzare e a mettere in valore il patrimonio fotografico, sonoro e videocinematografico che da quegli anni si implementa di fatto l'archivio. Un patrimonio che si realizza attraverso ricerche etnografiche, antropologiche sul territorio regionale, ma anche attraverso acquisizioni dedicate, soprattutto legate a fondi fotografici territoriali che oggi avremmo dispersi. Come vedete è un patrimonio consistente che racconta anche tutta la storia, direi, dei formati dall'analogico al digitale per tutto quanto che riguarda le 3 tipologie fondamentali che costituiscono l'archivio, quindi le fotografie, il sonoro e la videodocumentazione. Già negli anni 90 inizia appunto, come vi accennavo, la digitalizzazione che consente di arricchire un database al quale è possibile accedere quindi per le ricerche sui singoli item, fotografia, audio e video conservati presso l'archivio, ma questa diciamo conoscenza, questa esperienza che si costruisce dagli anni 70 del Novecento ad oggi consente all'archivio, con la ratifica nel 2007 italiana della Convenzione UNESCO del 2003, di come dire, legiferare con la legge 27 del 2008, prima legge in Italia per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Il know-how, la conoscenza di Regione Lombardia del proprio territorio consente in modo, direi, fortunato anche dal punto di vista politico, sensibile in quegli anni a queste tematiche, a determinare appunto attraverso una prima legge una serie di politiche culturali che consentono lo sviluppo dell'inventario, che nasce di fatto nel 2010 come inventario regionale, come registro delle eredità immateriali di Regione Lombardia, e si allarga poi negli anni successivi grazie alla progettazione europea ad altre regioni, non solo italiane, ma appunto nel contesto alpino europeo. La prima legge confluisce in una legge di riordino normativo nel 2016, che vede comunque al centro, attraverso 2 articoli, la volontà di Regione Lombardia di sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale attraverso appunto l'archivio di etnografia e storia sociale. Questo lavoro, questo grosso lavoro che parte, come vi dicevo, nel 2010, in qualche modo stimola l'ufficio a ripensare la stessa ricerca sul campo. Vi ho portato un paio di esempi per me significativi. Uno è una ricerca appunto che viene attivata sempre attraverso un progetto europeo sul merletto del Canturino, ma con un approccio, direi, rispetto all'etnografia, al lavoro antropologico
passato a un approccio più partecipato. Ecco che vengono sperimentati allora dei gruppi di lavoro di giovani che potete vedere in queste immagini, giovani fotografi, videomaker, giovani antropologi etnografi, che in squadre guidate da esperti, in questo caso vedete Mario Cresci, un fotografo conosciuto a livello nazionale e non solo, ad accompagnare insomma la ricerca con la partecipazione diretta delle comunità. In questo caso appunto le merlettaie del Canturino. Vengono generati dei prodotti non solo fotografici ma anche di videodocumentazione che confluiranno poi nel nostro inventario e potrete, se ne avrete voglia, rintracciarli all'interno dell'inventario intangiblesearch.eu come ricerche legate a Regione Lombardia. Quindi in quel cassetto che riguarda il registro delle eredità immateriali della regione, regionali. Diciamo che attraverso la legge, la prima legge, quella che vi citavo, la 27 del 2008, vengono aperti anche dei bandi dedicati, legati al patrimonio culturale immateriale. Questo consente a Regione di coinvolgere direttamente i propri territori, le comunità di pratica, le associazioni, gli enti territoriali, occupandosi direttamente attraverso questi bandi della ricerca etnografica e che consentono quindi a Regione e quindi all'archivio di popolare l'inventario accompagnando quindi i soggetti che fanno ricerca sul campo. Questi sono alcuni esempi realizzati negli anni 2011-2014 sul territorio di Regione Lombardia, ma che come vedete già tocca il confine svizzero del Canton Grigioni, che poi ospiterà quindi il nostro inventario altre ricerche, quindi con una connessione tematica interregionale, interculturale a livello europeo. Questo però per spiegarvi che appunto il nostro inventario ha una stratificazione che, come vedremo più avanti, ci consente di dare valore da un lato alla narrazione dei processi, come in questo caso la narrazione del fare il pane di segale, quindi quello che noi abbiamo cercato di comunicare anche attraverso i nostri bandi, educando dunque, non sempre felicemente per carità, le comunità e i soggetti territoriali, di documentare il saper fare, le pratiche, la ritualità, narrando i processi, in questo caso appunto il saper fare il pane di segale, ma anche i processi legati per esempio al rito, come potrebbe essere un carnevale. E poi tanto spazio alle storie delle persone, cioè le comunità sono fatte di persone che conoscono quei saperi, i propri elementi, e quindi abbiamo cercato attraverso l'inventario di dare spazio alle persone, alle comunità di pratica. E questa è l'home page del nostro inventario, che stressa molto sulla documentazione di qualità quando è possibile, ovviamente, e soprattutto, come vi dicevo, attraverso la progettazione europea, dove appunto fondi comunitari hanno consentito quantomeno di narrare, magari con la stessa visione, con lo stesso approccio metodologico, e anche quindi nella videodocumentazione, la realizzazione di elementi visivi che entrano poi a far parte dell'inventario, ma abbiamo garantito la possibilità di avere all'interno ovviamente di quegli elementi che riguardano o arrivano addirittura dalla documentazione dei bandi dedicati di Regione Lombardia, qualità che possono per esempio
riguardare le stesse comunità di pratica. L'autodocumentazione, per esempio, è un aspetto molto interessante per certe storytelling, per certi racconti. Ed ecco, ho selezionato alcuni accessi al nostro inventario che potrete poi sperimentare ovviamente all'indirizzo www.intangiblesearch.eu. Gli accessi sono garantiti, in questo caso noi abbiamo scelto le 5 categorie, come potete vedere, arti, tradizioni orali, ritualità, saperi naturalistici e saperi tecnici, sono poi le 5 categorie della Convenzione UNESCO del 2003, e ovviamente degli accessi legati a tutte le regioni che hanno collaborato a vario titolo attraverso la progettazione europea alla costituzione e all'allargamento del nostro inventario regionale. Il bottone Lombardia dà accesso su una mappa o attraverso degli elenchi a tutti gli elementi che riguardano la nostra regione. In questo caso abbiamo, scusatemi, una mappatura che riguarda tutte le aree. Ovviamente, come vedete, le colorazioni identificano già ad una prima visualizzazione le tipologie di categoria, ma come vedete è molto ampio il territorio, proprio perché attraverso la progettazione europea abbiamo avuto la possibilità di allargare il nostro inventario alle regioni alpine che con noi hanno partecipato ad alcuni progetti europei, e ovviamente abbiamo garantito la gestione del sito web dell'inventario, ospitando quindi anche gli elementi di altre regioni. Abbiamo nella Costituzione, nella descrizione, come vi dicevo, pur stressando la parte che riguarda la documentazione, la descrizione dell'elemento, quindi ho scelto una a caso, è la compagnia maroccantistica Carlo Colla regionale. Abbiamo cercato di dare spazio alle comunità attraverso il chi, alle persone, come vi dicevo, ma anche a approfondimenti che trovate sempre nell'ambito della scheda. Mi piace citare un progetto finanziato con il nostro bando, anche se è interregionale, appunto, perché l'Associazione Giochi Antichi di Verona ha per più anni presentato attraverso il nostro bando regionale dei progetti che ci hanno consentito di documentare le comunità di pratica rappresentative della ludodiversità di Regione Lombardia, e quindi attraverso il progetto In Gioco sono state documentate numerose comunità di pratica che sono poi entrate nella candidatura del Tocati, programma condiviso per la salvaguardia dei giochi e sport tradizionali, che ovviamente Regione Lombardia ha sostenuto formalmente con una delibera di giunta, e molte delle nostre comunità regionali sono parte del dossier. Ovviamente queste pratiche di gioco tradizionale sono rappresentate all'interno del nostro inventario. Come vedete, questa è la sezione che riguarda la documentazione fotografica o video documentaria, che come dire, racconta attraverso una timeline i vari aspetti e sono diversi, insomma, fotografici, videodocumentazione e così via, che raccontano dunque l'elemento, ovviamente facendo delle grosse selezioni di documenti che raccontano l'elemento stesso. Una parte interessante dell'inventario a livello internazionale, questo è possibile farlo, è la possibilità, forse questo è l'aspetto attualmente meno sviluppato, più ambizioso, di comunicazione di nuovi elementi da parte delle stesse comunità. Una sezione, insomma, che andrebbe sicuramente accentuata e
come dire, sviluppata ulteriormente, ma che ci consentirebbe anche di avere, in alcuni casi ovviamente le abbiamo, alcuni suggerimenti, suggestioni di nuovi elementi, ma anche di documentazione poi agganciata alle schede, come l'esempio del merletto che prima vi mostravo, che arrivano direttamente sul portale attraverso le comunità locali. Attraverso la progettazione europea, un interessante progetto oggi all'11ª edizione, la festa dell'Open Air, che è una festa transnazionale che si realizza tutti gli anni a ottobre in diverse regioni alpine. Anche questo è un esito di un progetto europeo che tra l'altro confluisce, come potete vedere, come progetto di diverse regioni alpine all'interno del nostro inventario, e che ha consentito approfondimenti anche su altre regioni e su una tematica molto particolare, che è quella appunto della produzione e il saper fare il pane di segale che unisce più regioni europee. Ecco, quello che è importante sottolineare è che attraverso la progettazione europea, in questo caso è un progetto Interreg Italia-Svizzera, abbiamo lavorato quindi Regione Lombardia in particolare con il Canton Grigioni e in alcuni casi anche con il Canton Ticino della Svizzera italiana. La progettazione europea ha consentito sì di allargare appunto la conoscenza degli elementi comuni del patrimonio culturale immateriale. Si tratta sempre però di, come è stato detto da chi mi ha preceduto, di mappature del patrimonio. Nulla esclude che molti degli elementi già presenti all'interno dell'inventario siano poi stati, come dire, processati tra virgolette per candidature future. Un esempio è la liuteria e il saper fare liutario di Regione Lombardia, che inserita nel nostro inventario è stata poi riconosciuta nella lista del patrimonio culturale immateriale UNESCO. Il Tocatì ne è un altro esempio. Il patrimonio alimentare alpino è un ultimo esempio. Il nostro inventario ha consentito una mappatura allargata e proprio nei mesi scorsi è stata presentata al registro delle buone pratiche una candidatura transnazionale sul patrimonio alimentare alpino, e il nostro inventario ha un ruolo, direi, centrale nella mappatura di questi elementi che ci auguriamo potranno essere in futuro riconosciute da UNESCO nel registro delle buone pratiche. Cito l'ultimo Interreg Alpine Space Alptextiles, è un progetto sul tessile tradizionale che anche in questo caso ha consentito di lavorare con 12 regioni dell'area alpina su un tema, il tessile tradizionale, mettendo a disposizione ovviamente il nostro inventario per la mappatura di questi elementi. Chiudo lasciandovi alcuni indirizzi di Regione Lombardia. Come vi dicevo, c'è la possibilità di accedere a ricerche in modo diverso. Intangible Search è l'inventario di cui vi ho parlato e vi ho, spero, molto sinteticamente raccontato la genesi, e che potrete ovviamente consultare direttamente all'indirizzo. Anch'io avevo selezionato alcuni video, ma il tempo corre veloce e quindi direi che avrete modo voi, se lo riterrete opportuno, di ricercare per tematiche le cose che oggi vi ho molto brevemente raccontato. La cosa interessante, secondo me, e che mi piace sottolineare, è che
sì, attraverso i bandi regionali, quindi i finanziamenti che Regione Lombardia mette a disposizione, abbiamo la possibilità, come dire, di sostenere le comunità territoriali locali per raccontare il loro patrimonio. Attraverso la progettazione europea la stessa Regione ha la possibilità, diversamente non sarebbe possibile, di fare affondi su alcune tematiche, come vi ho raccontato precedentemente. Questo è molto importante, cioè diversamente non avremo le risorse per poterci occupare, l'esempio ultimo, di un affondo antropologico etnografico sul tessile tradizionale transfrontaliero, occupandoci sì di casi pilota regionali, ma confrontandoci ovviamente con altre regioni alpine. Grazie, spero di non essere stata troppo lunga in questa mia presentazione. Grazie mille. Grazie a lei, il tempo fugge quando le cose sono interessanti, quindi purtroppo è vero, sta passando, però l'intervento è stato super interessante e anche noi come Regione stiamo agendo nello stesso vostro identico modo. Siamo nell'ambito di un progetto europeo che ci permette per l'appunto, come dicevamo in apertura, di lavorare su una forma di collaborazione con altri paesi per identificare e migliorare le politiche proprio per supportare un tema che è trasversale, perché come è stato detto in mattinata, la salvaguardia, l'identificazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio discendono direttamente dalle raccomandazioni della Convenzione UNESCO del 2023 sull'intangible heritage, che vedono in questo caso proprio le regioni come livello di governance principale, però allo stesso tempo mettono di fronte vari soggetti a vari livelli alla stessa richiesta, alla stessa necessità. Lo fanno in Italia come lo fanno in Francia, lo fanno in Slovenia, lo fanno in Norvegia, quindi questi progetti ci permettono anche di condividere buone pratiche con altri territori. Poi ho trovato particolarmente interessante, se posso fare un appunto nel suo discorso, il focus sull'aspetto etnografico che è alla base di tutto il lavoro che si sta facendo su questo tema e la frase che era anche riportata in una slide molto chiaramente, che non si può fare salvaguardia se prima non si identifica quel che c'è. Quindi la fase di identificazione e mappatura non è solo importante ma anche urgente, perché oltre a passare il tempo passa anche il saper fare, la tradizione, la conoscenza di determinati elementi che per un cambiamento continuo della nostra società rischiano di venire persi per sempre, e l'immateriale non è un fossile che rimane nei millenni, ma è qualcosa che vola via. Io adesso darei la parola all'ultimo intervento, che è proprio del caso della Regione del Veneto, quindi lascio la parola al collega Giulio Bodoni. Grazie, mi sentite? Grazie alla collega Maratognone e ai collaboratori del suo ufficio per questo invito. Farei una presentazione molto sintetica, molto breve dell'iniziativa che abbiamo in questo momento. Ecco, il collega Francesco, grazie, ha condiviso lo schermo. Vi mando anche attraverso la chat il link mediante il quale è possibile raggiungere questa pagina, che è una pagina del portale Cultura della Regione del Veneto. Scusate, adesso mi avvicino allo schermo perché oggi per un disguido sono rimasto senza occhiali, per cui devo essere molto vicino per vedere. Allora, il panorama del Veneto, come diceva, si è già detto più volte stamattina, è stato sicuramente identificato come un panorama molto ricco e variegato. Il tema del patrimonio culturale etnografico, ricordo, nella regione del Veneto è sempre stato particolarmente sentito, e fin da quando diciamo verso la metà degli anni '80 si è organizzata la necessità di appunto procedere ad azioni di tipo ricognitivo
finalizzate al concorso, alla salvaguardia e soprattutto alla valorizzazione in un secondo momento di questo patrimonio, i beni etnografici, i cosiddetti demo etnoantropologici, hanno ricevuto sempre un'attenzione particolare. Devo dire che per quanto riguarda i beni immateriali, la tipologia di tracciato descrittivo adottata dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, ICCD, del Ministero, è frutto di un lavoro che ha visto coinvolta direttamente anche una rappresentanza tecnico-scientifica della Regione del Veneto, la scheda BDI, beni etnoantropologici immateriali. Questo prima appunto ancora che l'UNESCO adottasse la Convenzione del 2003, e poi ovviamente ha delineato in maniera molto più forte e decisa gli ambiti. E questo registro che oggi presentiamo è in realtà un adempimento che discende dalle disposizioni attuative, dalle linee operative della Convenzione del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale e immateriale, ICH. Queste linee operative, la Convenzione stessa, promuovono appunto la costituzione di inventario di registri che siano correlati a determinati ambiti territoriali a livello sia statale, ovviamente con gli stati parte, ma anche poi a un livello intermedio, che è un livello sovraordinato, ma non ampio, come appunto un territorio nazionale, e in particolare le regioni sono individuate come enti privilegiati per questo tipo di osservatorio. La modalità è una modalità dinamica di condivisione e di coinvolgimento dei soggetti, ovviamente delle comunità di pratica, i detentori, i depositari, soggetti che siano soprattutto non istituzionali, appunto nelle comunità locali. Quindi l'istituzione del registro è appunto un'iniziativa della regione ufficiale, istituzionale, mentre il popolamento e la partecipazione appunto a questa iniziativa è dedicato ai soggetti che sono operativi nel territorio delle comunità di pratica. Allora, l'istituzione risale al 2022, quindi potete vedere è sicuramente più giovane questa iniziativa rispetto ad altre, anche ad altre che sono state presentate questa mattina. La si concepisce ai sensi della legge 17 del 2019, che è la legge quadro, della cultura, la legge con cui la Regione del Veneto ha rivisto un po' tutte le sue disposizioni normative nei vari settori della cultura, che appunto include un'attenzione particolare al patrimonio intangibile per quanto riguarda attività di salvaguardia e di valorizzazione, che sono poi appunto le competenze specifiche della Regione a livello normativo in questa materia. È pensato come strumento di ricognizione e di inventariazione, quindi una sorta di pre-catalogazione del patrimonio culturale intangibile presente nel territorio. E viene messo a disposizione, come dicevo poco fa, delle comunità, incoraggiando una partecipazione attiva all'individuazione e alla definizione degli elementi immateriali, delle entità, intangibili più rilevanti.
La struttura del registro, che qui potete vedere nell'interfaccia che abbiamo per il momento pensato per la fruizione da parte dell'utenza, la libera fruizione, che è quello appunto del portale della cultura della Regione del Veneto, è strutturato su 5 categorie, che sono quelle riconosciute dalla Convenzione UNESCO 2003 e sono appunto le tradizioni ed espressioni orali, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali, le ritualità, ricognizioni e prassi sulla natura e sull'universo, sono i cosiddetti saperi naturalistici, e l'artigianato tradizionale, cioè i cosiddetti saperi tecnici. Si diceva, il popolamento avviene in modalità partecipativa, è affidato direttamente agli attori interessati e alle comunità pratica, ai depositari, i detentori del patrimonio. Avviene praticamente su istanza di questi soggetti, i quali vengono invitati alla compilazione di un tracciato analitico descrittivo, che è stato elaborato con diciamo un modello più o meno identificabile nel MODI del Ministero, il modulo informativo, che è un modello molto agile e che viene di solito impiegato nei censimenti e nelle attività ricognitive su larga scala. Però anche in parte diciamo articolato un pochino più approfonditamente nella diciamo così, la via indicata dal tracciato appunto della scheda BDI, a cui facevo riferimento poco fa, la scheda dell'ICCD, che descrive appunto il patrimonio di beni etnoantropologici intangibili. Quindi si è cercato appunto di non appesantire troppo, soprattutto l'attività affidata agli istanti, che sono le comunità locali, però al tempo stesso di avere un quadro effettivamente dal punto di vista scientifico e tecnico molto solido e sorretto, insomma, da tutta una serie di validazioni preliminari. Da questo tracciato descrittivo, adesso non so se il collega vuole mostrare qualche esempio, vengono poi pubblicate attraverso il portale della cultura alcune soltanto alcuni campi che sono stati scelti in modo appunto da rendere la descrizione, la lettura da parte dell'utenza non così pesante, però ovviamente su richiesta è possibile mettere a disposizione di chiunque l'intero tracciato descrittivo. Come vedete stiamo muovendo diciamo quei primi passi. Anche noi abbiamo un importante elemento che ha intrapreso un percorso di candidatura presso l'UNESCO, che è il rito della messa a riposo delle uve della Valpolicella per l'Amarone, e abbiamo anche tutta una serie di pratiche ludico-sportive, per esempio, che sono state inserite grazie alla collaborazione che abbiamo in corso anche noi con l'AGA, l'Associazione Giochi Antichi di Verona, che è soggetto referente appunto di una buona pratica riconosciuta dall'UNESCO, l'unica buona pratica per il momento in Italia. Quindi attraverso questo tipo di collaborazioni ci stiamo muovendo. In passato ci siamo mossi sempre ai sensi della legge 17 con
anche con una disponibilità di fondi molto molto modesta, ma per un paio diciamo di annualità ci sono stati degli stanziamenti che poi purtroppo sono esauriti, non sappiamo se in futuro possano tornare. Comunque la panoramica, insomma, in sostanza è questa. Quella che si può vedere al momento è appunto il frutto di una serie di collaborazioni nel tentativo di cercare appunto di stabilire una rete che dovrebbe essere proprio quella dalla quale nascono effettivamente poi in un secondo momento le nuove proposte e che ci sorregge in questa azione ricognitiva. Ecco, io posso fermarmi, ringraziare ancora i colleghi, se ci sono poi domande ovviamente. Grazie Giulio. Inizio. Grazie al collega. E questo era l'ultimo intervento. Vorrei cogliere qualcosa anche da quello che ha detto il collega Giulio Bodon, ovvero il fatto che ci sono varie realtà in essere e c'è e vari livelli. Quindi forse, mi spiace perché mi sembra di aver letto che il dottor Ventura è uscito, però comunque il Ministero collabora con il progetto Incremental su questi temi. C'è bisogno di lavorare un po' su avevo levato gli auricolari, su un concetto di governance multilivello per la gestione sia in fase di identificazione che di valorizzazione del patrimonio intangibile. Quello che a nostro avviso si può fare sarà uno spirito anche un po' positivo che ci contraddistingue e ci contraddistingue non solo come regione, parlo anche con Agostina Lavagnino, con persone che lavorano nella progettazione europea, è quello di cogliere gli aspetti più positivi, ovvero in Italia abbiamo presentato solo 4 casi oggi, ma ci sono diverse realtà che lavorano sull'identificazione e la mappatura con vari approcci, con vari focus tematici su vari livelli. Quindi, avendo la fortuna di avere già una ricchezza di patrimonio come questa, secondo noi si dovrebbe lavorare su una condivisione di quello che già c'è, una condivisione da sviluppare secondo diverse modalità. In primo luogo una promozione reciproca, quindi il fatto che, faccio un esempio anche a quelli assenti, esiste il geoportale sulla cultura alimentare che ha una specificità, quindi perché nelle nostre pagine non promuovere, l'internet ovviamente non promuovere questa casistica? E esiste un livello abbiamo parlato prima di 2 casi, sono anche qui ospiti con noi, Aga Giochi Antichi, esistono delle realtà che si focalizzano sui giochi e gli sport, condividiamo anche i loro link, mettiamo a conoscenza i nostri utenti, il nostro audience, chiamiamolo così, di quelle che sono le altre realtà. Secondo livello di collaborazione potrebbe essere quello di partire da quello che c'è già condividendolo, quindi non siamo egoisti nel lavoro che magari ci ha portato via degli anni, ma condividiamo il più possibile, non solo in forma di open data, ma anche in forma di tavoli critici, in senso positivo. Un lavoro può essere fatto benissimo ma mancare di una parte, questo non vuol dire che è negativo, vuol dire che è un ottimo punto di partenza migliorabile, quindi condividere dati. La cosa più importante a nostro avviso rimane quella di farlo e farlo in fretta, perché come abbiamo detto poco fa il patrimonio intangibile è molto molto delicato e il rischio di perderlo è altissimo. Io chiuderei qui, c'erano un paio di domande, ma è stata data risposta dai relatori, mi sembra, durante i loro interventi. Ringrazio tutti di aver partecipato perché personalmente ho trovato l'oretta che abbiamo passato insieme molto interessante e ho visto anche dei commenti che lo condividono. La nostra struttura rimane a disposizione. Riceverete una notifica con la pubblicazione del webinar online, lo condivideremo anche sulla pagina del portale Cultura dedicata al progetto e quindi avrete modo, se volete condividere quello che è stato detto e contenuto, di indirizzare queste persone direttamente a questo portale. Io vi ringrazio. Sì, il collega giustamente vi ricorda, cortesemente ha ripostato l'indirizzo per la compilazione del questionario. Vi saremmo super grati se poteste farlo perché fa parte delle attività
obbligatorie che ciascun territorio deve realizzare. Senza la vostra collaborazione questo è impossibile e ci rende anche impossibile poi lavorare per migliorare le politiche se non abbiamo una fotografia, per quanto parziale, di quanto è in essere. Grazie a tutti e buona giornata, grazie ancora.